Aiutare le famiglie che vivono il dramma della perdita di un proprio caro sul luogo di lavoro. Sostenere lavoratori vittime di infortuni gravi e inabilitanti. Nasce da un'idea di Will Veneto, un aiuto subito, un conto corrente solidale istituito per raccogliere fondi da destinare a un primo e tempestivo soccorso economico alle vittime della piaga insanabile delle morti bianche in provincia di Belluno. Un'iniziativa sposata e sottoscritta dalle sigle sindacali e dalle associazioni datoriali del territorio con il coordinamento del Fondo Welfare Dolomiti. Questo progetto vuole essere un progetto solidale, quindi chiediamo la solidarietà dei lavoratori, dei datori di lavoro e un po' di tutta la collettività del nostro territorio. Aiuto subito perché deve essere immediato e raggiungere subito i lavoratori e le famiglie. In Veneto quasi 5 morti bianche per milioni di lavoratori impiegati nel primo quadrimestre del 2024, dato che sale a 11 per milione in provincia di Belluno, dato in leggera flessione rispetto all'anno precedente, ma che non deve far calare l'attenzione su una problematica che i sindacati ribadiscono non ricadere nella fatalità, bensì come conseguenza di errori o omissioni nella gestione degli ambienti di lavoro. Il nostro obiettivo resta raggiungere i 0 morti sul lavoro, questo bisogna dirlo, però i numeri purtroppo non ci aiutano e Belluno resta in zona rossa, avendo comunque nei primi 4 mesi del 2024 già un morto sulle spalle. Il fondo è attivo da oggi e sarà alimentato su base volontaria dai donatori sul conto corrente dedicato, riportando la causale un aiuto subito. Il 70% sarà impiegato a supporto dei casi di decesso, il 30% per gli infortuni invalidanti che saranno opportunamente valutati da una commissione paritetica formata da sindacati e associazioni datoriali. Le donazioni non sostituiranno in alcun modo i risarcimenti ordinari, ma fungeranno da integrazione nell'ottica della tempestività e della solidarietà tra lavoratori.